Eccoci qua insieme, cari telespettatori, buona serata. Vi presento adesso i nostri ospiti e poi entriamo nel merito specifico anche del tema di questa serata. Allora abbiamo il piacere di avere qui con noi Elisa Venturini, vicepresidente dell'ANCI del Veneto, Grazie, neoconsigliera provinciale. adesso abbiamo l'elezione il 3 E quindi febbraio, andremo al voto. Esatto, Sono candidata. Candidata, perfetto, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Alessandro Bisato, segretario regionale del PD, grazie di essere con noi, nonché Buonasera sindaco, e quindi un duplice ruolo. Federica Pietrogrande della Lega, grazie anche a lei. Grazie, anche lei candidata, no, tranquilla. Benissimo, allora il tema odierno è quello del decreto sicurezza, se ne parla tanto, se ne è discusso anche molto, siamo freschi proprio di un incontro tra l'ANCI e il governo per chiarire alcuni punti. L'ANCI sembra essere stata rassicurata e quindi vedremo che cosa ne pensa, perché ci saranno delle circolari esplicative, ma sostanzialmente capire che cos'è che preoccupa gravemente alcuni sindaci di alcuni comuni in modo particolare e dovrebbe preoccupare i cittadini. Che cosa nel decreto invece va bene e viene sostenuto dal governo, al di là delle propagande, al di là di quello che si dice. Cerchiamo di andare un po' più a fondo, ad analizzare anche nei territori che particolarmente sono coinvolti da questo. Vediamo, per incominciare, per introdurre il tema, il nostro servizio di apertura. Un provvedimento bandiera che impone una stretta in particolare sul diritto d'asilo per i migranti, ma il decreto sicurezza contiene molto di più, dall'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituito da permessi speciali temporanei, all'allungamento da 3 a 6 mesi del trattenimento nei centri per rimpatri, alla possibilità di revocare la cittadinanza italiana per terrorismo. Nel maxi emendamento che ha sostituito il testo ci sono novità tra l'altro sulla videosorveglianza, gli sgomberi degli immobili occupati abusivamente, il fondo per la sicurezza urbana e l'utilizzo dei droni. Ma il fulcro è sui richiedenti asilo. Per quelli che compiono gravi reati, la cui tipologia viene ampliata, è prevista la sospensione dell'esame della domanda di protezione e nel caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale. In caso di condanna in primo grado, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla commissione territoriale competente. Il decreto riserva esclusivamente ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati i progetti di integrazione e di inclusione sociale previsti dal sistema protezione ai richiedenti asilo e rifugiati. Ci sono poi tutta una serie di altre misure, dal teaser, la pistola elettronica, anche ai vigili urbani nei comuni con più di 100.000 abitanti, la stretta sui noleggi, auto e furgoni e al DASPO urbano più severo. Ampliate le zone dove può scattare, oltre ai presidi sanitari e alle zone turistiche, aree destinate a fiere e mercati. Previsto anche il DASPO per coloro che sono indiziati per i reati di terrorismo. Stanziati inoltre quasi 360 milioni per polizia e vigili del fuoco. Io direi di cominciare con lei, vicepresidente. Tutto buono, insomma, sembrerebbe che ci sia una regolamentazione di un settore che era abbastanza traballante, con degli stanziamenti anche per le forze dell'ordine, si prendono provvedimenti per chi non era e non è nella legalità, ma che cosa è successo? E quali sono quindi le perplessità che sono state sollevate e l'incontro con il quale che avete avuto? Allora, come ANCI Veneto abbiamo affrontato la tematica e ci siamo incontrati nel direttivo dove siedono rappresentanti dei comuni di tutto il Veneto e di tutte le province. E in quella sede abbiamo cercato di capire anche che linee adottare come ANCI Veneto, quindi come rappresentanti dei comuni del Veneto, con riferimento appunto a questo decreto sulla sicurezza, alla luce della presa di posizione anche di ANCI a livello nazionale e del presidente De Caro, il quale manifestava dei dubbi, delle perplessità, aveva addirittura così lanciato anche la provocazione di non osservare, di non applicare la norma relativa, le norme relative al decreto sulla sicurezza. Questa sarà un'altra questione che poi andiamo a analizzare. Ecco, da questo allarme che era stato lanciato, quindi come direttivo di ANCI ci siamo ritrovati e abbiamo un po' analizzato appunto la questione. E da parte dell'ANCI del Veneto non è stato espresso alcun allarme in modo particolare.
Sicuramente siamo partiti dal presupposto che le leggi comunque non vanno disapplicate, perché c'è un principio molto chiaro che dura lex sed lex, cioè c'è la legge deve essere applicata. Questa è una citazione latina che è valida sempre. E quindi una legge deve essere applicata. Dopodiché una legge va anche analizzata in base poi alle ripercussioni che può avere sul territorio. Allora, come ANCI, quello che noi abbiamo messo in evidenza è che comunque ci sono delle questioni legate soprattutto alla permanenza dei richiedenti asilo nel nostro paese che dovrebbe essere approfondita per capire come si devono comportare anche i comuni, soprattutto alla luce ad esempio la mancata iscrizione anagrafica, questione che è stata posta soprattutto dal comune di Padova, che rappresenta questo tavolo con il proprio rappresentante. E su questo comunque la nostra presidente di ANCI Veneto, Maria Rosa Pavanello, ha partecipato all'incontro poi nazionale che si è tenuto, mi sembra, il giorno dopo, 2 giorni dopo, ed è stata espressa appunto la nostra posizione, dove abbiamo chiesto semplicemente dei chiarimenti per capire cosa succede, come si devono comportare i comuni e questo è stato espresso poi, se non ho capito male, anche a livello di confronto tra governo e presidente nazionale dell'ANCI De Caro, ecco. Quindi siamo in una fase, a mio avviso, interlocutoria, dove vorremmo esattamente capire che cosa succede. Poi adesso, magari nel corso anche della trasmissione, entrando più nel dettaglio, vediamo poi gli aspetti in particolare. Sì. Ecco. Sempre entrando nel merito specifico, perché la posizione, in modo particolare anche del PD, comunque c'è stata anche una presa di posizione politica, oltre che concreta, dei sindaci che operano sul territorio, quindi le ragioni del contrasto a questo, quali sono state, segretario? Semplicemente noi diciamo che il decreto, più che fare più sicurezza, farà più insicurezza, per il semplice fatto che sul tema specifico dei richiedenti asilo, fino ad oggi, prima del decreto, noi in un sistema di diritto ci sono delle commissioni che stabiliscono se queste persone che sono state salvate in mare sono da come dire, inserire nella categoria dei migranti economici o dei profughi di guerra, però con vari gradi di giudizio. Dov'è che si inserisce il decreto sicurezza? Dice, fin dalla prima seduta, se è stabilito che è un migrante economico, in automatico diventa un clandestino e non ha quindi, non gli viene riconosciuto un permesso di soggiorno temporaneo, che era invece la procedura che veniva abitualmente usata e che permetteva a questo punto a tutte queste persone, in attesa di essere stabilito se erano profughi o migranti economici, per cui alla fine è vero che dopo un tot di anni ricadiamo nella stessa questione, perché devono essere eventualmente rimpatriati o eventualmente gli viene dato il foglio di via e quindi hanno poche ore per spostarsi, e quindi era ovvio che grossa parte rimaneva giacente, come dire, girava nei nostri territori. Solo che in questa maniera, nel solo Veneto, ci sono 10.500 persone, 10.500 persone che dalla sera alla mattina diventeranno invisibili. Cioè, nel senso che non è che sic et simpliciter, tanto per usare un altro riferimento latino, li rimpatrieremo, perché nei 500.000 tanto famosi e tanto millantato rimpatrio ne sono stati fatti qualche centinaio negli ultimi mesi. Quindi è questo il punto del discrimine forte, che poi ci sia qualche sindaco in giro per l'Italia, magari nemmeno del Partito Democratico, che in prima istanza, prendendo a riferimento un carattere etico, valoriale, abbia detto che bisogna disapplicare questa legge facendo, come dire, un'interpretazione estensiva di quel concetto per cui è vero che la legge va sempre applicata, io sono il primo a dirlo da sindaco, ma è vero anche che esiste solo in momenti specifici della storia non la possibilità ma il dovere da parte di una persona di disapplicare delle leggi che sono dichiaratamente contro la dignità umana. Quello che io penso è che invece bisogna fare ricorso rispetto a quelle che sono le procedure previste da uno Stato, e quindi bene che ci siano stati 3 governatori, che la Costituzione permette a loro di fare ricorso alla consulta della Corte Costituzionale per stabilire se questa legge effettivamente viola un articolo della Costituzione, che non mette alla stessa stregua le persone, che come dire, le discrimina in base al colore della pelle, o cosa che, attenzione, alcuni
sottopongono come quesito e quindi è bene che la consulta della Corte Costituzionale vada eventualmente a stabilire se è vero o no. Io però, e chiudo quindi il tutto, dicendo che sono per applicare la legge, per disattenderla eventualmente dopo che c'è stato un grado di giudizio da parte di un organo terzo, che in questo caso sarebbe la Corte Costituzionale. Sì, lei vedo che nega, cosa c'è che non è... Ci sono stati tante affermazioni che sono assolutamente erronee da parte dell'esponente del Partito Democratico. Allora, parto con l'ultima e cerco di un po' ricordare le cose che secondo me vanno chiarite. Allora, innanzitutto il ricorso alla Corte Costituzionale certamente venga fatto e la legge passerà al vaglio della Corte, ma bisogna rammentare che la legge è stata firmata dal Presidente della Repubblica, che ha quindi fatto anche un primo vaglio. No, perché se tu ben sai c'è stato tutto un passaggio tra il Presidente e il Governo con cui si discuteva su alcuni elementi della legge, se fossero o meno compatibili con il diritto costituzionale. È stata vagliata e poi promulgata secondo quelli che sono i dettami previsti per legge. Quindi facciano pure il ricorso in Corte Costituzionale, e così come lo hanno fatto sempre il Partito Democratico in merito a dicembre, in merito alla approvazione della legge finanziaria, dicendo che c'erano delle gravi violazioni costituzionali, e la Corte ha rigettato il ricorso dicendo che la legge finanziaria è stata approvata come sempre è stata Avvocato, approvata. non è proprio successo questo. Fammi terminare perché ti ho fatto parlare prima. E la seconda valutazione, e secondo me un gravissimo errore concettuale, è la circostanza che si possa affermare che la legge abbia inciso sulle sulle tempistiche dei ricorsi. Facciamo un po' di chiarezza. La legge, il decreto sicurezza ha soltanto eliminato una delle 3 protezioni internazionali che esistevano in Italia, e cioè la protezione umanitaria, sostituendola con altre forme di protezione umanitaria che danno diritto allo stesso permesso, ma con delle caratteristiche tipizzate. Vorrei ricordare, sì, ma non esiste in nessun paese europeo la protezione umanitaria. Esistono solo lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. Lo dico perché sono stata parte delle famose commissioni territoriali e so benissimo che cosa passa al vaglio delle commissioni. È un articolo di stamane su Padova che ricorda come in 5 anni su 9.000 richieste di status di rifugiato ne sono state accolte il 4%. Ora, se il 4% è stato si può anche spiegare a questo punto accolto, perché, visto che un componente era l'avvocato, i criteri non c'erano. No, magari potessi prendermi il merito, la mia partecipazione in commissione è durata nemmeno un anno, 8 mesi. Ad ogni modo ho avuto modo di vedere con mano quelle che erano le fattispecie che venivano presentate. Possiamo anche parlarne, ti posso descrivere nel dettaglio come si svolgevano le audizioni. E continuo dicendo che la circostanza che sia stato abolito il ricorso in appello non significa che il vaglio della Commissione diventi definitivo, come sta cercando di far passare, ma vengono ridotti esattamente a 2 i gradi di giudizio anziché 3. L'aveva già fatto Minniti, un principio assolutamente ragionevole e sensato, anche considerato che del 80% di cui parlavo prima dei richiedenti asilo che sono ancora attualmente in territorio e nei centri di accoglienza sono persone che stanno ancora attendendo l'esito del ricorso in appello, quindi persone alle quali è già stato rifiutato il permesso, è già stata vagliata e è già stato ritenuto che non hanno le condizioni per poter ottenere la protezione. Ergo, intasare i tribunali con difese, avvocati e il tutto a carico dello Stato prima che il decreto Salvini intervenisse dicendo che se
l'appello viene rigettato, non c'è più il gratuito patrocinio, altro principio assolutamente legittimo e sacrosanto. Possibile mai che debba essere pagato dagli italiani un ricorso contro una decisione che è stata presa sempre dallo stesso territorio italiano? Era una cosa folle. Sì, esatto. Allora, dopo questa squisita, come dire, relazione tecnica che in parte condivido, arriviamo alla parte pratica. Ci sono 10.500 persone in Veneto che dalla sera alla mattina diventano invisibili. Quando invece posso anch'io. Uno per volta. È l'ennesima menzogna. Non è una menzogna, non è una menzogna. Oggi lei ha letto i giornali stamani? In Ti parte. dicono proprio tutta la balla raccontata dal Partito Democratico per cui queste persone diventano invisibili, fantasmi, eccetera, eccetera, non è vera. Perché? Perché chi gode della protezione umanitaria continuerà a godere della protezione umanitaria finché non scade il permesso. Grazie. Ma mi pare... Grazie. Fino a là ci arrivavamo. E allora dovevamo rinnovarlo per sempre? Perché diventano l'avvocato invisibili? è abbastanza irruente e quindi non riesce a darmi modo. prego, Io poi adesso mi permetterò di interrompere anch'io eventualmente. Allora, la questione è un'altra ed in parte è stata toccata nell'ultimo passaggio. È chiaro che finché c'è come dire, la protezione umanitaria non diventano invisibili. Noi diciamo che dopo diventeranno invisibili e quelli che sono qui accolti, perché sono stati salvati in mare. Altra questione è il famoso editto finita la pacchia, per cui negli ultimi 2 mesi per 49 fermati in mare, 49, abbiamo fatto la sceneggiata filippica per cui poi il primo ministro si è preso la briga di dire che eventualmente andava a prendersene 15 con l'aereo. Sappiate, cari cittadini, sappiate che nel frattempo sono arrivate 300 persone con i barchini e nessuno se ne è occupato di quelli. Questa è la verità. Benissimo. E abbiamo fatto 6.800 rimpatri, non 500.000 che dicevi non tu. 500.000. 500.000 li avete portati voi nel territorio italiano. Pareva, e adesso noi dobbiamo risolvere i vostri problemi. Pareva che problemi. semplificazioni. No, volevo solo, e poi mi taccio per un po'. I miei 50 nel CAS che c'è a Noventa Padovana, e non l'ha stabilito il sindaco di Noventa, ma l'ha stabilito la prefettura d'Imperio, perché aveva trovato un accordo con i privati. Voi se andate al mattino lì non vedete nessuno, fino alla sera non trovate nessuno. E sapete perché? Perché lavorano tutti. Hanno borse lavoro, tirocini formativi, qualcuno adesso inizia a fare il servizio civile per i comuni di quei 50 lì. Perché hanno il permesso umanitario. Se non avessero il permesso umanitario sarebbero a bighellonare davanti alla stazione ferroviaria di Padova o in altri luoghi del territorio. Questa è la semplificazione concreta e pragmatica di quello che diciamo. Poi se vogliamo buttarla in propaganda, la propaganda ha già portato i suoi effetti negli ultimi mesi. Questo è un esempio su cui appunto voglio anche puntare l'attenzione con il vicepresidente Venturini, anzi siccome ho bisogno di tempo, andiamo in pubblicità rapidissimi, in pochi secondi, chiedo alla regia appunto di mandare la pubblicità perché poi quando ritorniamo abbiamo più tempo per poterne discutere, perché questo è un aspetto importante su cui dibattere, tra poco.